Bene, buongiorno ragazzi, benvenuti. Qua. Punto. Abbiamo tirato via i riferimenti. Buongiorno. Allora, per i ragazzi del primo anno che non mi hanno ancora visto tutti, credo, sono Cristiano Perale, sono il presidente della Fondazione ITS Red Academy. Maurizio Casarini invece lo conoscete bene tutti. Non proprio? Ecco, Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti. Quasi tutti, quindi adesso ci conoscerete meglio. Stiamo in attesa, abbiamo tardato qualche minuto perché siamo in attesa ancora del nostro gruppo da Varese, che sono qui fuori, problemi in autostrada, giustificati perché sono i più distanti, ma ci raggiungeranno, intanto noi dobbiamo cominciare. Allora vi chiedo un forte applauso con urli perché abbiamo bisogno di energia. Allora, ora ci sono dei momenti che non vorremmo mai affrontare, mai. Ma succede purtroppo, perché la vita è questo. Quindi oggi è un momento difficile per me soprattutto. Quindi chiamo Laura Guglielmi qui sul palco con noi. Vieni Laura. Se qualcuno dei suoi colleghi vuole salire con noi, salga pure. So che ieri eravate ancora indecisi. Cosa avete deciso? Solo te? No, eccoli. Eccoli qua, stanno salendo. Benissimo. Vuoi parlare del pulpito? Bene, voi distribuitevi pure, venite qui. No, dai. No, zero, tutti ingrumati lì. Benissimo. Allora, purtroppo, nelle scorse ore, una vostra collega, Sofia, purtroppo ci ha lasciato. Abbiamo scritto una lettera per ricordarla perché lei ci teneva molto a essere qui oggi, però purtroppo non è stato possibile e ve la leggo insomma. Ciao Sofi, oggi siamo qui tutti insieme, inaspettatamente però tu non ci sei. È difficile esprimere in queste poche righe la tristezza nel vivere questa giornata ricca di emozioni, sapendo quanto ci tenessi ad essere qui. Purtroppo non è stato possibile. Ma nonostante questo siamo fiduciosi che tu sia qui a fare il tifo per noi. Ti promettiamo che ci impegneremo a migliorare e ad arrivare lontano anche per te. E come te, da oggi in poi cercheremo di vivere la nostra vita in modo un po' più colorato. Ti ringraziamo tanto per tutti i consigli preziosi e i momenti importanti e divertenti che abbiamo vissuto insieme. E io ti voglio ringraziare davvero per tutte le risate insieme, fatte anche nei momenti più inaspettati. Come quando la settimana del challenge a Cavallino ti sei slogata la caviglia e ti abbiamo scarrozzato in giro con la carrozzina. Chiunque c'era, insomma, penso si ricorderà di lei. Anche in quei momenti eri sempre allegra e pronta a riderci su. Ti vogliamo ricordare così, gioiosa mentre sfoggi i tuoi 1000 maglioni colorati e sempre pronta a metterti in gioco. Ci mancherai tanto, i tuoi compagni. Grazie. E ora un minuto di silenzio. Bene, grazie ragazzi, grazie mille Lucia. Bene. Allora, cominciamo raccontando cosa è avvenuto ai ragazzi del primo anno.
ci siamo inventati questa bellissima esperienza di cui io personalmente da presidente sono estremamente orgoglioso, che è quello di accogliervi per 5 giorni in un villaggio. La prima esperienza è stata fatta su per i monti in un albergo che sembrava Asiago. di Shining, a dire la verità, comunque ad Asiago, ma era troppo piccolo, eccetera. Poi abbiamo trovato questo bellissimo villaggio, il San Paolo al Cavallino a Jesolo, un po' scomodo, dobbiamo mettere a raggiungerlo, poi è un posto che vedrete voi del primo anno, bellissimo, in cui per 5 giorni vi accogliamo e vi diamo tutti gli strumenti possibili e immaginabili per sviluppare un progetto da veri professionisti. Vi dividiamo in un teamwork eterogeneo, non vi conoscerete, vi conoscerete con le diverse competenze che il sistema ITS sviluppa, quindi i 9 percorsi formativi che abbiamo. Un gruppo che comincia a sviluppare un progetto, come è normale che sia, con un committente, che in questo caso è la fondazione, vi dà un tema da sviluppare e voi in pochi giorni lo sviluppate, grazie alla collaborazione anche del Collegio di Geometri che ci assiste, che vi assiste, e anche al Collegio di Periti Industriali, che vi danno alcune informazioni tecniche, ma soprattutto tante aziende. Quest'anno avevamo 51 aziende che vi hanno sostenuto come foste dei professionisti, dandovi informazioni tecniche. Ora, per quelli del secondo anno, quindi che a settembre ci hanno accolto, io quando vi ho detto il primo giorno, quando lunedì vi abbiamo accolto, oggi vi dividerete in gruppi, troverete il team leader, comincerete a capire che cosa volete del progetto e piano piano lavorerete sempre di più. Adesso voglio fare solo un giochino che mi ha suggerito ieri sera Maurizio, che secondo me ci sta. Quanti di voi hanno lavorato fino a mezzanotte? Alzate le mani. Secondo anno. Secondo anno, ovviamente. Bene, giù. Quanti hanno lavorato fino alle 2 di notte? Sulle mani, sulle mani. Giù. Quanti sono andati ben oltre, lavorando a ritmi pazzeschi, senza continuità, saltando addirittura il momento più ludico che avevamo organizzato? Forza, sulle mani. Ecco, questo vi dicevo. Quando ci si trova appassionati da un tema, voi giovanissimi, è lì che noi ci rendiamo orgogliosi di quello e dello sforzo immane che facciamo, anche umano, nel sostenervi. È proprio perché voi ci mettete il cuore e noi lo vediamo e lo vedremo tra pochi istanti. Allora, io direi ai ragazzi del primo anno di guardarsi un po' intorno, perché i gruppi non saranno gruppi omogenei, costituiti dai vostri compagni, ma gruppi di persone che non conoscete. E questo rende speciale di fatto l'attività. Okay? La rende speciale perché vi insegna a lavorare con persone che hanno mentalità differenti, modi di fare differenti e competenze differenti. E vi portano a lavorare anche fino alle 6 di notte. Va bene? Allora, l'attività di oggi è organizzata così. C'erano 5 sfide, ad ogni sfida partecipavano 7 gruppi. Questi 7 gruppi di fatto sono stati valutati a Cavallino, valutati dalle aziende, valutati da dei tecnici e ne sono uscite delle graduatorie. Oggi i primi in graduatoria per ogni singola sfida presenteranno il loro progetto e sta a tutti voi, quindi sia ai ragazzi del secondo che a quelli del primo anno, votare il progetto migliore. La votazione avverrà alla fine di tutte le presentazioni, quindi tenete bene a mente le sfide e cercate di capire quella che vi ha emozionato di più, che vi è piaciuto di più e che in qualche modo merita di essere la vincitrice. Adesso il Presidente firmerà l'assegno. Intanto inviterei Romano Turri, che è il Presidente della Consulta dei Geometri del Veneto, per un brevissimo saluto. I tempi sono contingentati. Sì, l'ho promesso a Cristiano che sarò breve. Ciao, fine. No, ve l'avevo detto quando ci siamo visti a Cavallino Tre Porti, che in quei giorni lì avreste lavorato
da veri professionisti vedo che alzando le mani avete lavorato fino a tardi. Siete già entrati nel mood di quello che potrebbe essere la libera professione un domani. Non sarà tutti i giorni che si lavora fino a mezzanotte, all'1, alle 2, quello che è, però vi ha fatto capire cosa può essere il vostro futuro, vi ha fatto capire cosa vuol dire lavorare con professionalità, vi ha fatto capire cosa vuol dire lavorare di qualità. Avevate professionisti che vi hanno aiutato, i nostri colleghi geometri, spero che vi abbiano dato un contributo importante e vi ha fatto capire anche cosa vuol dire lavorare in qualità a fianco di aziende che sanno lavorare con un certo criterio. È quello che chiede oggi la committenza, quello che chiede oggi la pubblica amministrazione, quindi bravi per quello che avete fatto, continuate così. Questo percorso che state facendo è un modo come un altro per arrivare alla libera professione di geometri. In bocca al lupo per il vostro futuro e ancora bravi a tutti. Grazie. Grazie. Grazie mille Romano. Ci vediamo dopo. Bene, firmo. Presidente, firmiamo. Manca ancora la cifra perché la vedremo solo alla fine. Solo alla fine. Bene, possiamo cominciare? Sì, iniziamo. Inviterei adesso sul palco Aspetta, il visto che sono nostro arrivati anche i nostri coordinatore amici Aldo di Romanelli, Varese, un applauso. un forte applauso che ci siamo tutti adesso. Ed eccolo qui. Eccoli. Giochiamo in casa, giusto? Parlo qui? Come vuoi. Grazie per l'applauso. Il gruppo che presento, il lavoro che presento è quello del Bazar. Il Bazar è un progetto complesso da fare, era una novità fra l'altro. Dovevano i ragazzi progettare all'interno del villaggio un edificio con molte funzioni e direi che la difficoltà che hanno incontrato è proprio questa. Tante funzioni molto diverse, dalla vendita degli alimentari fresco, alla vendita di abbigliamento, alla lavanderia ad uso del campeggio, quindi con molteplicità anche di lavatrici, eccetera, alla manutenzione camper, alla noleggio bici e manutenzione anche. Una serie, voglio dire, di attività difficili da mettere assieme, peraltro in un edificio o un pluriedificio che si mostrasse organico. E quindi vi chiedo, non solo per questo gruppo, è già stato detto, ma anche per gli altri, di valutare poi, quando saremo chiamati a esprimere un voto, di valutare la sostanza, non lasciatevi prendere dagli effetti speciali, ma guardate la sostanza della parte architettonica e di come sono state risolte le problematiche. Nel gruppo Bazar c'era anche il problema, come un po' in tutti, ma qui c'era anche il problema degli impianti. Bisogna procurare energia per far funzionare in particolare le lavanderie. Ecco, cominciamo a guardare subito la graduatoria e così arriveremo rapidamente al primo classificato. Cominciamo dal settimo. Il gruppo 6 è l'ultimo classificato, ma bravi a partecipare. Sesto, il gruppo 7. Gruppo 3, il quinto. Gruppo 1, il quarto. E adesso ce la giochiamo tra il primo e il secondo. Primo classificato è il gruppo 2. Bravi. Bravissimi. Ecco il progetto. Aldo, ragazzi, I forza ragazzi del del secondo gruppo gruppo. qui sul palco. Su, forza, veloci, veloci ragazzi.
Forza il gruppo 2. Gruppo 2, Bordignone Andrea, Rando Giacomo, Marostica Maria, Forza, Visentini Nicole. Irene, Lagna Lorenzo, Bonazzi Asia, Callegaro Leonardo, Cerat Nicole, Charles Costantin. Bravi ragazzi. Complimenti. Siete solo? Arrivano gli altri? Veloci, veloci. Buongiorno, bravi. Da Varese non c'è? Complimenti ai ragazzi. Voglio fare un augurio particolare a Nicole che oggi compie gli anni. Auguri! Poi forza, dovete andare qua. Andate. Forza, veloce, qui c'è il timer. Veloce. Un attimo che ho l'ansia. Ma come faccio ad andare avanti? Con questo? Sì, quella lì la spinge avanti. Prova. Perfetto. Ok. Vai. Buongiorno a tutti. Noi siamo il gruppo 2, il nostro lavoro si chiama Oasi 360 gradi perché praticamente la nostra struttura è circolare. Qua c'è la scansione per poter visionare comunque il nostro progetto e vado un po' avanti perché vi voglio spiegare perché il nostro progetto si chiama Oasi 360 perché avevamo pensato a una struttura circolare in modo tale che ogni servizio potesse essere comunicante, quindi il rent bici, come possiamo vedere nell'immagine subito in basso a sinistra. Invece in basso a destra possiamo vedere l'entrata dei camper. Sopra invece possiamo notare questa struttura ondulata creata per richiamare comunque il luogo in cui ci troviamo, quindi in un luogo marittimo. E qua possiamo vedere il rent delle bici, dove possiamo accedere subito, e questa tettoia, questa tettoia ondulata crea comunque una linea sinuosa. Esatto. No. Vai. Vai. 30 secondi. 30 secondi per lui, dai. Allora continuo a parlare io. Vuoi parlare della parte architettonica? Dai, va bene, parte architettonica. Vai, Lorenzo. Buongiorno a tutti, sono Leonardo Callegaro, faccio parte del corso di Building Manager. Io mi sono occupato della parte architettonica dell'edificio. È stato un po' difficile perché ero da solo, quindi ho dovuto fare tutto io. Vado un po' avanti così vi faccio vedere. Avvicinati un po' al microfono. Ok. Non so se degli impianti volete dire qualcosa voi anche. Beh, per gli impianti dico qualcosa velocemente. Sulla parte superiore della copertura abbiamo fatto una copertura con un tetto verde e abbiamo scelto di installare dei pannelli fotovoltaici per seguire la cosiddetta sostenibilità e anche per alimentare poi tutto quanto l'edificio. Qua ci sono un po' di schemi se vi interessano per capire un po' come il funzionamento della VMC, anche per esempio pompe di calore e anche tutto quello che abbiamo installato. Ecco qua, questi qua sono i pannelli fotovoltaici. Questa qua invece è la VMC. Qua un po' di dati tecnici. E questo qua è il tetto verde, quello che abbiamo messo sulla copertura per aumentare anche l'efficienza dei pannelli solari tramite la riflessione delle piante che metteremo sopra, ma anche per raffrescare l'ambiente, visto che il terreno è un grande isolante.
E questa è un po' la parte architettonica con alcuni prospetti, una pianta e alcune sezioni. E adesso, vedendo qua la struttura, vi dico velocemente, ho scelto di farla in X-Lam, utilizzando legno massiccio lamellare alternato di 90 gradi a strati e pressato per creare dei moduli e realizzare la struttura cosiddetta circolare, che alla fine non è proprio circolare, ma sono tanti pezzi modulati tra di loro per dare le fattezze di questa struttura. All'esterno aggiungo che abbiamo messo anche un pacchetto traspirante e ventilato per far passare dell'aria attraverso i listelli, quindi i listelli che avevate visto all'esterno non erano soltanto una funzione estetica ma anche funzionale allo stesso tempo. E qualcosa del marketing io ho fatto. Avete 10 secondi. Marketing? Vai. Allora, per la parte di marketing abbiamo pensato come target famiglie camperisti, che sono tutte quelle persone che, diciamo, potrebbero usufruire di tutti i servizi compresi in un unico ciclo di visita, e poi come target secondario i turisti stranieri. Basta. Grazie mille, un applauso. Ragazzi, se potete scendere. Bravissimi. Lascio adesso la parola. Vuoi Vai parlare tu? o... Dai, Gian Giacomo. Buongiorno a tutti. Allora No, scusate un attimo. Un annuncio di servizio. io volevo no? presentarvi il lavoro fatto dai ragazzi bar con piscina. Devo dire che ho visto veramente dei ragazzi impegnati, dei veri professionisti. Scusa, Gian Giacomo, un secondo solo. Ragazzi su in fondo, non appoggiatevi per piacere alla ringhiera. Vedete che sta vibrando? La sicurezza ci ha già segnalato il problema. Ci sono posti in prima fila, venite pure giù. Non c'è problema. Ecco, hanno lavorato come veri professionisti, risolvendo alcuni problemi che chiaramente in un ambito come quello nel quale noi abbiamo progettato hanno dovuto affrontare. Non ultimo il discorso legato all'uso dei materiali, che diventa una delle cose decisamente molto importanti. Sapete quanto l'Europa ci tiene alla costruzione green. Ecco, vi do adesso la graduatoria. 7° classificato, gruppo 1. Un applauso. 6° gruppo 2. 5° gruppo 4. 4° gruppo 7. 3° gruppo 6. Andiamo al primo. Gruppo 5. Invito immediatamente il gruppo 5 a salire sul palco, grazie. Sul palco i ragazzi del gruppo 5, forza, veloci. Ecco, un Duse, vincitore Samuele, purtroppo Martino, ci deve essere, ma devo dire Pastorin, che tutti Leonardo, i progetti fatti meritano veramente una menzione. Ballini Matteo, Jaima Agostin, Osti Melissa Maria, Guarini Marjan, De Rossi Elisa, Longo Riccardo e Bagatti Filippo. Ragazzi, fra poco parte il timer, 5 minuti, e dovete chiudere su quei 5 là. Volete questo microfono qua? Vi trovate più a vostro agio? Ok, parlate vicino. Mandare avanti le slide, ok? Buongiorno a tutti. Manda il video che è molto bello. Parte. Torni indietro di uno ancora, torni indietro di uno ancora. Era partito. Vai avanti, lascia così.
Bravissimi. Buongiorno a tutti. Siete pronti ad innamorarvi del nostro progetto? Io sono Elisa De Rossi, gruppo 5 Bar con Piscina, e ho l'onore di presentarvi Armonia Pool Bar. Ecco, Armonia è un'architettura pensata per tutti, non accessibile per norma, ma accessibile per scelta e visione. Su 3 parole chiave si basa tutto il nostro progetto: architettura inclusiva biofilica, sostenibilità e innovazione. Uno spazio che non è solo bello da vivere, ma anche etico, accessibile e sensorialmente coinvolgente. Il DPR 503 del 1996 ci chiede esattamente questo: accessibilità, visitabilità e adattabilità negli spazi, e noi le abbiamo trasformate in qualcosa di concreto. Niente gradini che dividono, rampe integrate tra elementi scultorei, aree lasciate libere per sollevatori mobili a garantire l'uscita dall'acqua per persone con difficoltà motorie, porte motorizzate, sistemi push and pull e, per ultimo ma non meno importante, un'entrata graduale in piscina con zone protette. Insomma, adesso è facile e sicuro entrare in acqua veramente per tutti, anziani, bambini e anche carrozzine. Questo perché noi crediamo che il benessere non può avere barriere e che non si debba necessariamente scegliere tra l'estetica di uno spazio e l'inclusione. I materiali che abbiamo scelto sono naturali ed ecosostenibili. Abbiamo argilla spatolata, rovere non tinto, canapa non tinta, rovere sbiancato, muschio vivo, piante sensoriali che purificano l'ambiente e rilasciano nell'aria aromi balsamici, cannette di Venezia. Insomma, non un omaggio qualunque, la laguna che respira dentro lo spazio. E questo è tutto un progetto che nasce attorno al paesaggio veneziano, non sopra, perché lo vuole preservare, mantenere, arricchire ed amplificare. Forza! Allora, dal punto di vista architettonico abbiamo voluto creare una struttura che si integrasse perfettamente con il contesto paesaggistico del litorale, costruendo intorno ad esso la nostra architettura. Per questo motivo abbiamo scelto di conservare la duna di sabbia che si trova nelle vicinanze del mare, così come anche la pineta, di mantenere tutta la vegetazione locale e andarla ad arricchire con ulteriori piantumazioni per poter preservare l'ecosistema. Con il nostro progetto non abbiamo voluto semplicemente creare un posto, ma abbiamo anche voluto offrire un'esperienza agli ospiti del villaggio San Paolo. Al centro di questa esperienza c'è l'acqua, che si ritrova come elemento di benessere. E per questo motivo la piscina l'abbiamo pensata come un ambiente immersivo, l'abbiamo dotata di un impianto audio subacqueo che consente di emettere vibrazioni sonore rilassanti, e insieme al suono e al movimento dell'acqua generato dalla cascata provocare una sensazione di benessere. Quindi la cascata non è semplicemente un elemento architettonico, estetico, puramente decorativo, ma ha una funzione ben precisa, ovvero quella di fornire stimoli sensoriali a chi si trova all'interno della piscina, ma anche all'interno del locale. E l'altro aspetto fondamentale del nostro progetto è stato appunto la sostenibilità, intesa come scelta responsabile e efficienza energetica. L'abbiamo dotato di un sistema. Sì? Okay. Un applauso.
Se inquadrate il QR code potete fare il tour virtuale del nostro progetto, fate il giro all'interno del bar. Grazie. Vi lascio qua. Grazie ragazzi. Bene. Allora, fermi qui un secondo. Vi presento un'autorità per il sistema ITS, una persona fantastica che ci sta aiutando tantissimo ed è Guido Torielli, presidente ITS Italy. È per me un'emozione vedere tutti voi con la maglietta di uno degli ITS, dei tanti ITS che formano oggi 25.000 ragazzi in Italia. Dovete essere orgogliosi di questa cosa perché non siete tantissimi e soprattutto tra qualche anno, quando ci sarà il calo demografico di cui tutti sentite parlare, voi sarete coloro che contribuiranno alla crescita del nostro paese, ma sarete contesi dalle imprese. Quindi, ragazzi, mi raccomando, io ho fatto fisica tecnica, queste cose le ho capite, ma soprattutto è importante comunicare. E siccome io ho visto in questa ragazza, indipendentemente dalla sua minigonna, che è sempre piacevole per chi ha la... No, le cose belle vanno sempre messe in evidenza come i bei ragazzi. Grazie. Per cui, sentendola parlare, scusate un attimo di silenzio per favore. Buoni. Sentendola parlare, io vorrei che lei facesse un invito mi facesse vedere come si fa un invito a partecipare agli ITS per chi non ha ancora scelto, perché è fondamentale trasmettere, quindi inventati qualsiasi cosa ma fallo bene perché poi ti scritturo. No, non sono in crisi, sto pensando. Vuoi diventare un professionista in poco tempo, a un prezzo accessibile e con competenze effettive? ITS Red è la soluzione. Da oggi puoi studiare... Puoi studiare nella realtà ITS Red Academy e formarti per essere il professionista del futuro. Scegli ITS Red. Brava. Io penso che non ci eravamo messi d'accordo, per cui io sono contento di questo messaggio e vorrei che fosse un messaggio non solo all'ITS Red ma a tutti gli ITS italiani, perché l'ITS vuol dire anche io e te per sempre. Grazie. Grazie Guido. E ricominciamo. Grazie ragazzi. Tocca a Erika dal SAS. Vai. Buongiorno a tutti, io ho il grande onore di rappresentarvi sempre, ma di presentare soprattutto il gruppo Benessere. Il gruppo Benessere aveva una grandissima sfida perché progettare benessere, secondo quanto ci ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, vuol dire progettare anche da un punto di vista fisico, mentale e sociale. Quindi grandissima sfida per questi ragazzi che se la sono giocata fino all'ultimo e quindi... Dopo le grandissime ore, le altissime ore di visualizzazione dei vostri video, ve la siete giocata all'ultimo secondo anche, direi. L'ultimo classificato, ma bravissimi, gruppo 6. Sesto, gruppo 1. Quinto classificato, gruppo 3. Quarto classificato, gruppo 2. Terzo classificato, gruppo 5. E adesso primo classificato, gruppo 4. Forza, bravissimi ragazzi. al gruppo 7.
Follador Costantino, Saccardi Riccardo, Mazzocchi Francesco. Prego ragazzi, Guglielmi velocissimi Laura, sul palco, Rapisarda tocca a voi. Giuseppe, Mattia Bonizzi, Enrico Vicentini, Leonardo Ba, Matilde Jacob. Bene arrivati. Usano questa, hanno questo qua. Bravissimi. Chi parla? Vai. Grazie dell'attenzione, hanno finito. Ok, per questo? Questo per cambiare... Okay. Buongiorno a tutti, noi siamo il gruppo 4 e questo è il nostro centro benessere Sunplus. Quando abbiamo pensato a questo progetto, abbiamo considerato subito la clientela che avevamo a cuore. Abbiamo considerato subito il nostro target e la nostra clientela, quindi abbiamo fatto tutta un'analisi dietro. In questo modo abbiamo deciso il nostro target e per ognuno di essi un prodotto specifico in mente. Siete voi? Non so che cazzo dire. Allora, siamo partiti da alcuni schizzi fatti a mano e abbiamo generato anche una mood board un po' che rispecchia tutti i materiali e le inspo a cui ci siamo ispirati per il nostro progetto. Questa è la pianta che abbiamo fatto. Siamo partiti dall'idea di una doppia croce, da cui il nome anche Sunplus, in modo da creare una struttura che fosse con ambienti tutti simmetrici. Abbiamo pensato di creare due percorsi separati, un primo percorso con accesso dalla reception, a cui si accede alle sale delle palestre e alla fisioterapia. Poi si accede alla parte degli spogliatoi, che sono quelli in grigio, e dagli spogliatoi si esce nella parte retrostante in cui c'è tutta l'area benessere, in modo che non ci sia contaminazione tra le due aree. Nell'area benessere abbiamo sauna, stanza del ghiaccio, sala massaggi e bagno turco. Poi abbiamo anche un patio interno e alla fine dietro abbiamo il giardino d'inverno con la piscina e anche il giardino esterno. Questa è la struttura esterna. Poi abbiamo l'ingresso con la rampa anche per agevolare l'accesso alle persone con disabilità. La reception, abbiamo anche il QR code se volete per vedere il tour virtuale. Poi ci sono le palestre, la fisioterapia, poi abbiamo il bagno turco, la sauna, la stanza del ghiaccio, la sala massaggi, spogliatoi e servizi. Questo è il patio interno, mentre questa è il giardino d'inverno con la piscina e le rispettive docce, e questa invece è la parte esterna. Per i materiali abbiamo scelto materiali sostenibili che fossero adatti comunque ad un centro estetico, in modo che fossero impermeabili e che richiamassero la natura. Prego. No, ma andiamo avanti. Qua abbiamo alcuni Qui abbiamo dei particolari costruttivi. Come struttura abbiamo utilizzato i pannelli portanti in Ixlam con isolamento in fibra di legno. Abbiamo selezionato questi tre particolari che sono i punti più critici di una struttura e li abbiamo appunto approfonditi. Grazie. Allora, all'interno del progetto abbiamo previsto un serbatoio per la raccolta dell'acqua piovana, in modo tale da usufruire di quest'acqua per, ad esempio, andare a irrigare le piante che abbiamo messo nel giardino, oppure andare a usare per gli scarichi dei sanitari. Poi abbiamo previsto una serie di piante, sempre per il giardino esterno, le quali fossero il più possibile autoctone della zona, per in quanto volevamo una continuità sia a livello artistico ma sia a livello naturale con l'ambiente che ci circondava. E dopo abbiamo comunque dovuto guardare al punto di vista normativo
e abbiamo dovuto guardare un po' quelli che sono i CAM, i criteri ambientali minimi da rispettare all'interno del nostro progetto, ecco. Passando alla parte degli impianti, noi abbiamo ovviamente provvisto il nostro centro benessere di tutti gli impianti possibili, come pannelli fotovoltaici per l'approvvigionamento elettrico, che aiutano a utilizzare, si può dire così, tutte le utenze all'interno del nostro centro. E poi ovviamente l'abbiamo associato a una pompa di calore utilizzata sia per l'ACS sia per i ventilconvettori. Niente, ho finito il tempo, niente. E questo è il nostro, ecco. Bravo. Bene. Grazie mille ragazzi. Grazie. Via. A dopo. Qua. Votateci. Bene. Professor Guglielmo. Dov'è la sua clac? Eccola lì. Allora. Eccomi. Aspetta a me Grazie. Allora, spetta a me presentare il tema del ristorante tematico. Ecco, in questo caso il progetto prevedeva la realizzazione all'interno della struttura della costruzione di un ristorante con accesso quindi sia a tutti quelli che sono gli ospiti del villaggio, ma anche a tutte le persone quindi esterne. Quindi difficoltà in primis quella di realizzare ovviamente e ipotizzare un'attività di impresa che potesse quindi in qualche modo avere anche degli elementi distintivi rispetto ad una concorrenza molto presente quindi di imprese operanti nel territorio. Devo dire che tutti i progetti sono stati molto complessi, articolati, innovativi e ovviamente con tratti di stile dal punto di vista strutturale di design molto lineari. Allora io lascerei a questo punto, vedrei la classifica che vede quindi alla posizione numero 7 il gruppo numero 4, alla posizione numero 6 il gruppo numero 2, alla posizione numero 5 il gruppo numero 6, alla posizione numero 4 il gruppo numero 3, ora alla posizione numero 3 il gruppo numero 5 e vincere il tema ristorante tematico è il gruppo numero 7. Facciamo venire sul palco i vincitori: Carraro Andrea, Simonetto Giulio, Zaramella Elia, Sani Albana, Graciani Daniele, Gobbi Filippo, Cavasingaia. Forza ragazzi, sul palco, veloci. Paolo, Rubinato Lorenzo e Giuliani Andrea. Complimenti a tutti, bravissimi. Ecco, presentateci il vostro progetto, ragazzi, prego. No, adesso parli tu, sei arrivato per primo, parli tu. Chi è che parla? Questo? Referente. Chi è il referente? Referente è questo? Ragazzi, dai, team leader, te tocca. 5 minuti ovviamente per la presentazione, per invitare a votare il gruppo vincitore che è il gruppo numero 7. Forza. Ragazzi. Allora, ciao a tutti, il nostro ristorante si chiama Ode al Mare. Allora, l'idea del nome è nato dall'idea di Ode, che fa un gioco di parole insomma con onde, che è il tema del nostro ristorante, la forma che abbiamo dato al nostro ristorante, e Ode perché richiama la poesia di Pablo Neruda, Ode al Mare, quindi ci sembrava un bel nome. Aspetta. Perché quelli? O dovete parlare voi di queste robe? Io non so niente. Vabbè. Non c'è quello, non c'è. Tu avevi configurato fotovoltaico. Come impianti abbiamo utilizzato 2 pompe di calore da 16 kW ciascuno per farci sia parte di riscaldamento che parte di ACS.
mentre per la parte di ventilazione controllata abbiamo utilizzato 2 VMC, una dedicata soltanto alle sale, mentre l'altra, che è quella più grande, viene dedicata alla cucina integrata a una cappa che riesce a gestire quanta aria buttare fuori e quanta aria immettere dentro per tenere sempre la cucina in depressione. Come parte di fotovoltaico noi siamo andati a utilizzare tutta la superficie del nostro ristorante, mettendo 118 moduli per un totale di 70,8 kW. Abbiamo utilizzato anche 2 batterie di accumulo, così nel caso che dobbiamo fare feste o serate molto lunghe continuiamo comunque ad avere luce durante tutta la serata. Questo è il nostro schema elettrico per luci, domotiche e tutto, perché comunque tutto il nostro ristorante è controllato da una centralina domotica che viene controllata dietro la reception. E questo è il nostro impianto antincendio. Questa è la nostra mood board che riassume un po' il nostro concept, che è legato appunto all'onda, e questo invece è quello dei bagni, che abbiamo usato come contrasto l'arancione rispetto al blu di tutto il resto del ristorante. Abbiamo diviso il ristorante in 2 aree speculari, perché c'era richiesto di dividere le zone per le persone che alloggiano nel villaggio e le persone che vengono invece da fuori. Quindi abbiamo sviluppato 2 aree interne speculari con i bagni e 2 aree per la preparazione dei piatti a vista dalle sale e anche 2 aree esterne. E questa appunto è la reception con un acquario nello sfondo e queste sono le sale. I PUA sul soffitto sono dovuti al fatto che, avendo una vetrata in vetro, il rimbombo sarebbe stato molto forte, quindi quelli sono dei pannelli fonosorbenti che aiutano nell'acustica del ristorante, e queste sono le aree esterne. Questa è la cucina con a destra l'area dell'impiattamento a vista, lo spogliatoio e il magazzino, e questa è la facciata principale. Allora, il ristorante punta a offrire un servizio accessibile a tutti e anche punta sull'impiattamento. Infatti i piatti vengono serviti cioè dentro delle conchiglie e creano un bel effetto visivo. E basta, perché è finito il tempo. Grazie. Bene, grazie ragazzi, accomodatevi pure. E poi ora tocca a Martina Lucetta. Allora, buongiorno. Allora, una comunicazione di servizio, perché adesso presenta l'ultimo gruppo, però intanto verificate già di avere l'account con ITS Red sul vostro cellulare, perché poi parte la votazione per decretare chi è il vincitore della sfida. Quindi date un'occhiata. Allora, l'ultima sfida è quella dell'auditorium. Una sfida veramente complessa, perché si tratta... per i ragazzi si è trattato di gestire spazi non abituali e quindi proporzioni, flusso, sicurezza, acustica, illuminazione e sono temi che abitualmente noi non ci pensiamo, quindi sono stati veramente bravi ad affrontare questa sfida. Partiamo. Allora, 7° posto, il gruppo 4. Al 6° il gruppo 2, gruppo 6 al 5°, gruppo 3 al 4°, gruppo 5 al 3, e vediamo chi è, si preparino i 2. Gruppo 7, prego velocemente il gruppo 7 sul palco che abbiamo poco tempo. Allora, Federico Giora, Pierpaolo Piccinelli, Matteo Milani, Riccardo Minatel, Marco Roncarà, De Toni Luca, Alice Giuia, Angelica
Graziotto, Andrea Miccoli e Samuele Ciccò. Ragazzi, velocemente prego, perché abbiamo veramente pochissimo tempo. Vai, il video è già andato. Salve a tutti e come prima cosa volevo dire che spero che la nostra comunicazione sia efficace nonostante nessuno di noi indossi una minigonna e spero... Grazie. Cosa ha detto? Non ho capito. No, sì, il presidente delle Academy d'Italia. Ok. Esatto, hai solo 3 minuti, bisogna andare Ok. avanti con la presentazione. Questo è il nostro progetto e nella parte di marketing abbiamo dedicato il progetto soprattutto alle famiglie del campeggio e volevamo creare uno spazio che fosse comunicativo tra interno ed esterno. E il nostro spazio si chiama Area Spazio Vivo e questo proprio perché l'interno comunica con l'esterno. Questa è la nostra mood board. Vado a vedere una gamba. E le sfide erano creare un esterno, un'area lounge e un auditorium. Queste sono le piante. Questa è la nostra reception. Questa è l'area lounge. E come impianti abbiamo deciso di dotare il nostro edificio di un impianto fotovoltaico da 20 kW in modo tale da integrare bene, comunque avere una buona fonte di energia rinnovabile e sul tetto verde abbiamo disposto anche un sistema di recupero di acque piovane per irrigare appunto il tetto verde, così da evitare anche sprechi di acqua. Qua possiamo vedere semplicemente un impianto BIM con tutti gli impianti fotovoltaici, e VMC e un UTA che abbiamo usato per riscaldamento, raffrescamento e ricambio d'aria nella parte centrale dell'edificio. Qua è semplicemente una foto dell'illuminazione e abbiamo fatto anche delle proposte di domotica, degli scenari in base a che si accendono le luci, se le tapparelle si chiudono, eccetera. Questo è l'interno dell'auditorium e abbiamo creato uno spazio molto più aperto rispetto all'edificio esistente e noi abbiamo puntato soprattutto sull'area esterna abbiamo puntato sull'area esterna valorizzandola creando 2 tendoni con gazebo in modo da poter fare 2 eventi separati nello stesso momento e inoltre abbiamo richiamato il tema del mare creando il tetto verde a forma di onda. Questa è tutta l'illuminazione notturna con tutto il passaggio pedonale illuminato e ecco, qua si vedono i 2 gazebi. Ecco, se volete vedere perché è finito il tempo. Ecco, esatto. Grazie ragazzi, grazie. Grazie. Allora, velocemente ragazzi, abbiamo 2 minuti per stare qui dentro, quindi velocemente inquadrate il QR code. Volevano far rivedere i progetti, ma non c'è tempo. Andiamo avanti, sì, facciamo il QR code. Facciamo vedere il QR code. Ecco, benissimo, cominciate a votare. Nel frattempo, velocemente facciamo salire gli ambassador, ma solo per dirvi che abbiamo gli ambassador e con loro i docenti che ringraziamo tantissimo per il supporto che hanno dato e che danno continuamente. Prego, venite.
Ambassador, venite, i docenti sul palco, tutto lo staff che salutiamo in attesa di decretare il vincitore. Non viene nessuno. Ambassador nuovi, ambassador Giù i vecchi. cellulari, Dai, concentratevi veloci. I docenti non vengono sul palco? Lo staff preziosissimo, il contributo di Laura, di Elisabetta, di tutto il nostro corpo docente, Elena. Venite, veloci. Ecco, naturalmente i vestiti di bianco sono i nostri ambassador in carica e poi si aggiungeranno gli altri in bordeaux che sono i futuri ambassador. Bene, molto Forza bene, lo voi staff. continuate a votare, Signori, lo staff. velocemente perché ci cacciano via. Dobbiamo lasciare spazio ad un altro Forza, evento, per siamo in piacere, perché ritardo. anche le facciamo- Mettetevi in doppia fila perché sennò non vi vedono. Doppia fila, quindi dietro, davanti, dai ragazzi, venite dentro. Doppia fila, se no non viene la foto. Chiediamo ai ragazzi di Verona di rimanere un po' a seguire anche il prossimo evento che è molto interessante. Grazie, già chiesto ai docenti. Prego, veloci. Bravo, Poi, una Guardate volta al centro. Posso parlare? Una volta decretato il vincitore, silenzio, ascoltatemi. Una volta decretato il vincitore dobbiamo uscire tutti e ci troviamo qui fuori sul piazzale interno della fiera perché abbiamo una cosa bella da fare tutti insieme, ok? Quindi vi aspettiamo fuori. Siamo? Brava, mancavi se no. Siamo figuroni così alti. Sembra che siamo alti 2 metri qualche... Bene, grazie a tutti. Alla prossima. E ancora un forte abbraccio. Il saluto per Sara. Allora, non riusciamo a farvi vedere il grafico. Ragazzi, un attimo, rullo di tamburi. Hola, abbiamo il vincitore. Ok? Vuoi dirlo tu? Credetemi sulla parola, poi vi faremo vedere, ma in questo momento dovendo scappare non abbiamo modo di rielaborare, perché è una cosa dell'ultimo minuto. Il vincitore è... Auditorium 7! Venite fuori ragazzi, Auditorium 7 per la Bene, foto, grazie a dai! tutti. Auditorium! Grazie. Auditorium, su. Sì, gli ho detto dell'evento fuori. Ragazzi, vi aspettiamo fuori. Dov'è l'Auditorium 7 per la foto? Sono già andati via? La facciamo fuori, dai. Dobbiamo intervistare un rappresentante dell'auditorio. Facciamo fuori. Arrivano. Ragazzi dell'Auditorium, vi aspettiamo qui fuori. Sì, dovrebbero rimanere quelli di Verona dentro. Sì.